Purtroppo quest'anno la Lombardia non è presente, speriamo sia presente l'anno prossimo per quanto riguarda i playoff. Perché siamo qui? Siamo qui perché la Federazione Italiana Turismo Equestre è turismo, è agonismo, la Federazione Italiana Turismo Equestre è anche solidarietà. Solidarietà che è nata in tantissimi modi, uno molto importante pochi mesi fa con l'avvento di questo terremoto. La Federazione Italiana ha aperto un sito che si chiama SOS Aquila, con il quale abbiamo mandato parecchi beni di prima necessità raccolti in tutta Italia con l'aiuto di tutte le regioni d'Italia all'Aquila, e in questa iniziativa è nata un'ultima iniziativa che è rappresentata da questo ferro, il ferro per l'Aquila. Ferro per l'Aquila cosa vuol dire? In tutti i nostri centri troviamo spesso ferri buttati in un angolo che devono essere smaltiti, che devono essere buttati. Ci stiamo impegnando a raccoglierli perché il ferro oggi costa, il materiale ferroso proprio costa, e con due vie, una la vendita proprio del materiale ferroso e l'altra tramite decorazioni che stiamo facendo e che porteremo poi in Fiera Verona. Stiamo costruendo delle, come si dice, delle posacenere più che delle immagini in cui si possono mettere le fotografie. Abbiamo coinvolto una serie di artisti per poter fare questo, e quindi si sta portando avanti questo progetto, un ferro per l'Aquila. Tutto raccolto ovviamente verrà devoluto alle popolazioni che sono state colpite dal terremoto. Quindi questa è la situazione e questo è il significato di questo ferro e di quell'altro ferro attaccato dal Cina. L'altra cosa simpatica che stiamo, come ho detto, dalla Federazione Nazionale partirà, la vedete il cavallo che si chiama Luce del futuro, e sarà un po', si spera, portavoce delle iniziative della Federazione nelle scuole, negli asili e in tutti quei punti in cui i bambini potranno vedere tramite un cartone, tramite una striscia, tramite un fumetto, quello che la Federazione fa sul territorio nazionale. Vi ringrazio.